L'investimento per una delle basi elicotteristiche più avanzate d'Italia per il servizio di emergenza-urgenza con decollo ed atterraggio degli elicotteri del SUEM 118 del Veneto è stata realizzata a Pieve di Cadore presso l'ospedale con una spesa di oltre 3 milioni di euro. Si chiama EMS, Helicopter Emergency Medical Service, ed è stata inaugurata ieri dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, accompagnato dal direttore generale dell'ULSS Dolomiti Maria Grazia Carraro e dal sindaco di Pieve di Cadore. Presenta la possibile operatività di 2 elicotteri. Una base di questo genere non si trova facilmente in giro per l'Italia, ha affermato il presidente della Regione del Veneto in occasione del taglio del nastro. Ora riusciremo a partire con l'addestramento degli equipaggi per il volo notturno e a volare di notte entro 4 o 5 mesi. L'eliporto è giustamente dedicato ad Angelo Costola, una figura iconica dell'urgenza-emergenza. I lavori per questa imponente struttura sono iniziati a fine agosto 2020 e sono stati ultimati in meno di 2 anni, nonostante sospensioni legate ad eventi climatici, al Covid e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico ed importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591.